Durante la festa scudetto del Napoli, Aurelio De Laurentiis è stato intervistato dalla TV americana e non ha esitato a parlare delle sue sensazioni in merito all'eliminazione del Napoli dal Milan in Champions League. Questa è l'UEFA, se non mi fermi probabilmente vinceremo quest'anno. Ma prima di dare un'occhiata a tutto ciò che ha detto De Laurentiis, iscriviti al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale per rimanere sempre aggiornato sulle principali notizie quotidiane sul campione d'Italia. Poco dopo la messa in onda degli spalti affollati con promesse di nuovi successi, mi chiedevi sempre, vogliamo vincere? E abbiamo vinto! Adesso dobbiamo rivincere lo scudetto. E vincerlo ancora. Sempre con Spalletti, campioni della Lega dei Campioni. Il concetto è stato ribadito ai microfoni della TV americana, condendolo con un po' di polemica su quello che avrebbe potuto essere quest'anno. Adesso dobbiamo vincere la Champions, perché quest'anno io penso che eravamo i più forti in Champions e solo a causa dell'arbitraggio non buono in 2 occasioni siamo andati fuori. Ma questo è il calcio, questa è l'UEFA, questo è il mondo. Così riproveremo l'anno prossimo e ancora gli anni seguenti. De Laurentiis, che si ripete anche nel finale dell'intervista. Quando prevedo di vincere la Champions, se l'UEFA non mi ferma, come ha fatto con l'arbitro negli ultimi 2 match, probabilmente il prossimo anno. Qual è la tua opinione? D'accordo con De Laurentiis? Commenta qui sotto e iscriviti al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale. Forza Napoli sempre e tutto per lei!